quest'anno è che a premiare i gruppi sarà il popolo, sarà la gente. Cosa succede? Il Tempio d'Oro verrà assegnato dagli spettatori, da chi seguirà lo spettacolo al Palacongressi di venerdì e di sabato sera, ma anche da chi voterà su Facebook e su Instagram, quindi questa è una grande novità insieme alla riapertura del Palacongressi. Seconda edizione targata Ente Parco, ancora una volta si cambia per il secondo anno e ancora una volta si dà risalto ai patrimoni immateriali collegati al patrimonio materiale del parco. Sì, è un incontro di comunità che raccontano le loro tradizioni vere, quelle che ancora praticano nelle loro aree, nelle loro zone, e quindi il patrocinio dell'UNESCO rappresenta una garanzia da questo punto di vista. Il merito è di tutti quelli che hanno collaborato e gli enti che hanno partecipato a questa organizzazione. Il parco fa la sua parte perché a questa festa crede, nel senso dell'amicizia e della fratellanza. Prima festa del Mandorlo in Fiera ad Agrigento, una sua impressione? Impressione straordinaria, grande capacità organizzativa, grandissimo coinvolgimento dei cittadini e dei gruppi internazionali che sono voluti intervenire a siglare un successo bellissimo in una festa meravigliosa. Voterà anche lei? Quest'anno possono votare tutti i cittadini, voterà anche lei il gruppo vincitore? Ma se mi sarà possibile sì, io purtroppo non sono ancora residente, quindi non so se sono titolato a farlo. Un messaggio per questa festa del Mandorlo in Fiore, sono cambiate tante cose? Sono cambiate tante cose dal 2015 che hanno visto veramente rinverdire quelli che erano un po', vorrei dire, i fasti del Mandorlo in Fiore, adesso magari nobilitati anche nel messaggio culturale che il Mandorlo in Fiore dà complessivamente. Portuso un Agrigentino Doc immancabile, in genere apri sempre questa fiaccolata dell'amicizia. Nell'amicizia, della fratellanza di tutto il mondo, dell'Europa, maggior parte della mia città, perché io rappresento Orlando, perché Orlando combatteva contro i saraceni.